L'assessore regionale alla salute Razza al poliambulatorio di Bivona. Il governatore Musumeci aggiunge un posto in giunta, riprende la sedia di La Galla. Regione Siciliana e Ministero dell'Interno avviano progetto per contrastare la criminalità nelle aree produttive. A Porto Empedocle viene sfregiata l'auto di rappresentanza del sindaco Martello, mentre la finanza indaga su un uso privato dei mezzi pubblici. Ad Agrigento l'amministrazione difende l'ex dirigente dei servizi sociali di Giovanni sul caso SUV e vuole impugnare i provvedimenti di restituzione delle somme al Ministero. Domenica prossima gli italiani sono chiamati a pronunciarsi su 5 quesiti. Sul fronte del sì un'autorevole voce del Foro di Agrigento, l'avvocato Pennica. Sequestrato una vasta area al cui interno ricade un immobile abusivo, Maramicco l'aveva segnalato nel novembre 2020. L'augurio è che venga abbattuto e ripristinati i luoghi. Le telecamere di TV all'interno della Saieva Ollus di Agrigento. Il prefetto convoca riunione per i senza tetto. I colpi di calore e la disidratazione mettono a rischio la loro vita. Caro prezzi, il report di Confartigianato. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Questa mattina l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, accompagnato dal deputato Giussi Savarino, ha fatto tappa al poliambulatorio di Bivona, uno dei centri sanitari che ricevono i fondi del PNRR. A fare gli onori di casa il sindaco di Bivona, Milko Cinà. Il nostro direttore Arturo Cantella era lì. Assessore Razza, oggi qui a Bivona per una visita al poliambulatorio perché in atto ci sono dei progetti relativamente al PNR, se ci anticipa qualcosa. Abbiamo fatto un grande lavoro, devo dire anche intenso. La nostra regione, con la firma tra il presidente Musumeci e il ministro Speranza, ha rispettato i tempi del PNRR e mi fa molto piacere, ha acquisito finanziamenti importanti. Abbiamo fatto un grande lavoro anche assieme alla Commissione Salute dell'Assemblea regionale siciliana. Il governo e l'Assemblea hanno lavorato pacificamente insieme. Oggi dobbiamo realizzare quello che è stato deciso di realizzare, programmato, che dovrà vedere la luce secondo i tempi del PNRR entro il 2026, ma una struttura come questa, la speranza è che possa arrivare anche prima. Una struttura importante considerando anche la marginalità del territorio montano di Bivona. Ma è una marginalità che è la ragione principale di una presenza anche in provincia di Agrigento di un numero superiore di interventi rispetto alle altre province. Dove è più difficile arrivare, la sanità deve fare uno sforzo in più. Accanto a questo poi c'è la grande questione dei professionisti, perché non basterà costruire e realizzare delle scatole, ma l'importante è che non restino scatole vuote, e a questo si sta pensando anche con il Ministero, con delle azioni di reclutamento più intenso, con un maggiore numero di borse di specializzazione, e io spero anche con l'utilizzazione di tanti dei professionisti che si sono formati durante la pandemia. Onorevole Savarino, oggi una visita qui a Bivona al poliambulatorio per futuri progetti da inserire la struttura nel PNRR. Noi li abbiamo già inseriti, abbiamo fatto un lavoro importante, per cui qui a Bivona c'era un impegno dell'assessore che è stato mantenuto, non solo di fare la casa di comunità, che sarebbe un poliambulatorio H24, ma anche un ospedale di comunità, visto l'area disagiata e l'area interna. Peraltro sul PNRR abbiamo fatto un lavoro importante. Con l'assessore, con la commissione siamo riusciti a inserire in più altre realtà come per esempio Cammarata, evitando di fare una guerra tra comuni ma cercando di dare risposte ai vari territori. Bivona ha avuto risposte importanti e ora siamo nella fase ulteriore. Questo riconoscimento già lo abbiamo ottenuto, che è quella di riqualificare gli immobili per poi appunto avere i servizi sanitari che questo territorio merita. Oggi da parte dell'assessore Razza e della Presidente della Commissione Ambiente Savarino qui al poliambulatorio di Bivona per dei progetti futuri che alleveranno il territorio anche dalla sua marginalità. Sì, abbiamo avuto degli importanti riscontri da parte del governo regionale, soprattutto sui fondi del PNRR. Ci hanno destinato la casa di comunità e l'ospedale di comunità. Oggi stiamo facendo dei sopralluoghi con l'assessore, con il presidente Savarino e anche con il direttore sanitario dell'ASP Mancuso per capire quali sono i locali più idonei
per cercare di ospitare queste due strutture fondamentali per il nostro territorio, che è stato abbandonato da tantissimi anni. Non ci sono interventi importanti né sull'emergenza né sul potenziamento delle strutture sanitarie. Quindi oggi mi sento di ringraziare il governo regionale per questa importante risposta in un territorio marginale, in un territorio che vive uno spopolamento forte e che soprattutto ha grandi difficoltà sulla viabilità ad arrivare nei centri ospedalieri più vicini. Il deputato palermitano dell'Ars, Alessandro Aricò, è stato nominato assessore regionale all'istruzione e formazione professionale. Il provvedimento è stato firmato dal presidente della regione, Nello Musumeci. Aricò assume le stesse deleghe che aveva il professore Roberto Lagalla, dimesosi il mese scorso per candidarsi a sindaco di Palermo. I dettagli nel servizio. Alessandro Aricò è il nuovo assessore all'istruzione e alla formazione professionale della regione siciliana. Esponente di Diventerà Bellissima, Aricò, 47 anni, palermitano. Nel 2012 è stato nominato assessore regionale del territorio e dell'ambiente del governo presieduto da Raffaele Lombardo. Ha svolto l'incarico sino ad ottobre del 2012. Ma andiamo a ritroso. Appena 22enne, eletto al Consiglio provinciale di Palermo, il più giovane in tutta Italia, ha ricoperto la carica di vicepresidente della Commissione Cultura, Sport e Turismo. Nel 2001 si è candidato ed è stato anche eletto al Consiglio Comunale Palermitano con 1662 voti di preferenza. Ha ricoperto il ruolo di assessore allo sport e agli impianti sportivi nel 2007. Nello stesso anno è stato nominato vicepresidente provinciale di Alleanza Nazionale. Alle amministrative palermitane del 2007 è stato rieletto con 2702 voti, rassegnando poi le dimissioni da consigliere comunale per l'incarico di assessore alle società ed enti controllati e partecipate. Nell'aprile del 2008 è stato eletto all'Assemblea regionale siciliana con 15.664 voti. Il presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, l'ha nominato componente della commissione di esperti per effettuare valutazioni tecniche sullo schema di legge riguardante il federalismo fiscale. È stato anche componente della commissione di esame delle attività dell'Unione Europea e presidente della commissione di revisione a attuazione dello statuto della regione. Nel maggio 2012 si è candidato a sindaco di Palermo, ottenendo l'8% dei consensi. È stato tra i primi ad aderire al nuovo movimento civico fondato da Nello Musumeci, Diventerà Bellissima, per il quale attualmente è uno dei coordinatori regionali. Negli ultimi anni, senza abbandonare mai l'impegno politico, si è dedicato alla sua attività lavorativa nel campo dell'imprenditoria e delle consulenze professionali, in particolare presso il consorzio universitario della provincia di Palermo, dove ha ricoperto la carica di presidente. Referendum giustizia domenica prossima, 12 giugno, gli italiani sono chiamati a pronunciarsi su 5 quesiti. È importante raggiungere il quorum. Sul fronte del sì, un'autorevole voce del Foro di Agrigento, l'avvocato Pennica. Vediamo. 50.000 cittadini sono detenuti in attesa di una sentenza che diventi definitiva. Si chiama custodia cautelare. Spesso diventa una condanna definitiva. Dentro questo studio spesso mi sento chiedere perché mio marito dopo 6 anni non è terminato il processo e non può abbracciare suo figlio. Perché devo fare i colloqui? Perché devo essere una vedova bianca? Perché mio padre è da tantissimo tempo ristretto? Ho sentito queste cose quasi giornalmente e allora mi permetto di dire garbatamente che il 12 giugno io voto sì per l'abrogazione della custodia cautelare, che non è, come molti vogliono far credere, tutti liberi delinquenti, è solo un segno di civiltà. Il cittadino, una volta condannato, sarà assicurato alle patrie galere, ma non può attendere un giudizio lungo 4-5 anni tra le sbarre, perché comunque perde quella che è l'affettività, la sessualità, la possibilità anche di incontrare con un semplice bacio il proprio figlio. Io voto sì, se condividi garbatamente, vota anche tu sì, ed è una battaglia di civiltà.
Mafia e politica, blitz a Palermo nel pieno della campagna elettorale, in manette candidato di Forza Italia e un boss fedelissimo di Riina. L'intercettazione, se sono potente io, lo siete anche voi. Vediamo. Voto di scambio politico-mafioso è il reato contestato a Pietro Polizzi, 52 anni, ex consigliere provinciale e attualmente candidato nella lista di Forza Italia al Consiglio Comunale alle amministrative di domenica prossima, arrestato questa mattina a Palermo. Da quanto si apprende da fonti giudiziarie, infatti, l'ipotesi è che il politico abbia siglato un accordo con i boss del quartiere uditore, i costruttori Sansone, con l'obiettivo di essere eletto. In manette è finito anche Agostino Sansone, 73 anni, che ha già scontato una pena per associazione mafiosa, fratello di Gaetano, proprietario della villa di Via Bernini in cui Totò Riina passò gli ultimi mesi della sua lunga latitanza, ed un suo collaboratore, Manlio Porretto. Le indagini e gli arresti si basano su diverse intercettazioni. Solo poche settimane fa, il 10 maggio, ci sarebbe stato un incontro tra Polizzi, in corsa per uno scranno a Palazzo delle Aquile, e Agostino Sansone. Il capomafia era intercettato e gli inquirenti hanno potuto ascoltare in diretta la promessa di appoggio alle prossime comunali in cambio dell'assicurazione del sostegno da parte del politico. In meno di 2 settimane i PM hanno chiesto la misura cautelare. Il GIP ha emesso il provvedimento in circa 4 giorni. Le indagini della squadra mobile di Palermo sono coordinate dal procuratore aggiunto e coordinatore della DDA Paolo Guido e dai sostituti Dario Scaletta e Giovanni Antoci. L'amministrazione comunale di Agrigento ha deliberato la volontà di affidare ad un avvocato esterno l'incarico di impugnare i provvedimenti disposti dal Ministero delle Politiche Sociali di revoca e restituzione dei 135.617 euro destinati a iniziative sociali che il Comune ha speso per l'acquisto di automobili SUV e personal computer. Secondo l'amministrazione comunale, l'atto a firma dell'ex dirigente ai servizi sociali Gaetano Di Giovanni, adesso a capo del settore patrimonio, è regolare e la richiesta di restituzione delle somme illegittima. A Porto Empedocle la Guardia di Finanza interroga i dipendenti comunali su un uso privato di auto municipali. Nella notte danneggiata l'auto di rappresentanza del sindaco Calogero Martello. I dettagli nel servizio. Lo scorso 30 maggio gli uomini della Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Empedocle, su mandato della Procura della Repubblica, si sono presentati in municipio, dando esecuzione a un ordine di esibizione di numerosi documenti custoditi nell'ufficio ragioneria del Comune di Porto Empedocle e indagando su un'ipotesi di reato di peculato che sarebbe stato commesso a partire da gennaio 2022. Qualcuno aveva informato l'autorità giudiziaria su una gestione allegra del parco macchine comunale, avanzando persino il sospetto dell'utilizzo per scopi personali di automobili dell'amministrazione. Ieri il personale dell'ufficio ragioneria è stato interrogato lungamente dai finanzieri nel tentativo di ottenere risposte chiarificatrici e proseguire al meglio le investigazioni. Gli interrogatori non sono finiti ed anzi continueranno. E mentre stavano per iniziare gli interrogatori, sempre a Porto Empedocle, si è registrato un episodio alquanto strano, ovvero il danneggiamento dell'auto di rappresentanza del sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello. Il veicolo danneggiato, una Fiat Punto bianca, sarebbe lo stesso che alcuni dipendenti e figure dell'amministrazione avrebbero utilizzato per scopi privati. I danni sono una serie di graffi procurati con un oggetto metallico, presumibilmente una chiave, e sono localizzati lungo tutta la fiancata sinistra. Le indagini sono in corso e riguardano entrambe le vicende. Per il cartello sociale della provincia di Agrigento il progetto AICA è una sfida che ancora si può vincere. A dire dei sindacati CGIL, CISL e UIL dell'ufficio di pastorale diocesana che compongono il cartello, dalla prima relazione semestrale sulla gestione della consortile è possibile cogliere diversi aspetti positivi sia dal punto di vista tecnico che gestionale, archiviabili all'impegno di un consiglio d'amministrazione di un organico che non si è risparmiato nel tentativo di misurarsi con una sfida che presenta non poche difficoltà.
Dalla relazione, dice il cartello sociale, emergono dati che fanno intendere gli sforzi di una governance che ha subito puntato ad una gestione virtuosa della consortile, nonostante le difficoltà iniziali acuite dalle indecisioni di quei comuni che non hanno ancora versato le risorse necessarie per far decollare AICA, pur avendo in alcuni casi usufruito degli interventi a favore delle loro reti da parte del gestore del sistema idrico integrato. In questo senso è fondamentale che il collegamento diretto con gli enti locali territoriali diventi un elemento di forza per il futuro di AICA e che ognuno faccia la propria parte. I carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno posto sotto sequestro una vasta area di Punta Bianca, al cui interno ricade un immobile abusivo in territorio di Palma di Montechiaro. L'edificio, costruito qualche anno fa a pochi centimetri dal mare, oltre che essere abusivo, rischia di crollare nella spiaggia sottostante. Mare Amico aveva segnalato questa grave situazione nel novembre 2020. Ora, nell'imminenza dell'istituzione della riserva naturale di Punta Bianca, la Procura di Agrigento ha sequestrato tutto. L'augurio è che, a seguito di questo importante provvedimento, si proceda immediatamente ad abbattere questa pericolosa bruttura e a ripristinare questi luoghi che ricadono all'interno del perimetro dell'istituenda riserva naturale di Punta Bianca, conclude la nota. I soldi dei boss ripuliti in bar e centri scommesse, 19 anni al cassiere, corone e altre 11 condanne. Si è chiuso lo stralcio in ordinario del processo nato dall'operazione Delirio del luglio 2018 e i giudici hanno sancito anche 11 assoluzioni. Per diversi presunti prestanome è caduta l'aggravante di aver agito per favorire Cosa Nostra. I dettagli nel servizio. Apparentemente era solo il cassiere della caffetteria Aurora, rinomato bar di fronte al porto di Palermo. In realtà Giuseppe Corona teneva ben altri conti, già perché lui era uno degli uomini forti della riorganizzazione mafiosa dopo la morte di Totò Riina, stabiliva strategie e lanciava messaggi anche sui social network. Corona, nel pomeriggio di ieri, è stato condannato a 19 anni e mezzo della quinta sezione del Tribunale di Palermo, così come chiedevano i pubblici ministeri Amelia Luise, Dario Scaletta e Andrea Fusco. Il boss arrestato nel luglio del 2018 era affiliato alla famiglia di Resuttana, ma era molto legato ai mafiosi di Portanuova. Ha una fitta rete di contatti e di amicizie, anche in ambiti illeciti della società civile, così scrivevano gli investigatori del nucleo speciale di polizia valutaria nel loro rapporto alla procura. Assieme a Corona imputato di associazione mafiosa sono stati condannati anche Roberto Bonaccorso, 3 anni e 3 mesi per intestazione fittizia, Maria Laura Bonaccorso, 3 anni per intestazione fittizia, Francesco De Lisi, 2 anni, intestazione fittizia, Giampiero Giannotta, 2 anni, spaccio di droga, Salvatore Calogero, Sanfratello, Maurizio Tafuri, Silvana Bonaccorso, Giuseppe Bagnato erano accusati di intestazione fittizia e sono stati condannati a 2 anni ciascuno. Loredana Ruffino, usura, 3 anni, e Stefano Madonia, usura, anche lui 4 anni. Assolti invece Giuseppe Buccheri, era stato accusato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Domenico Loiacono e Giuseppe Ocello erano imputati per estorsione droga. Aldo e Francesco Calandra, riempiego di denaro di provenienza illecita. Angela Agnoffo, intestazione fittizia. Salvatore Calabrese, intestazione fittizia. Nunzio Oliveri ed Aurelio Ferrino. Il collegio presieduto da Donatella Puleo, nel sancire le condanne, ha rievocato l'inchiesta denominata Delirio e messa a segno dalla Guardia di Finanza il 16 luglio del 2018, coordinata dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. Oggi procuratore a Caltanissette dai sostituti Dario Scaletta e Andrea Fusco ed Amelia Luise, oggi invece alla Procura Europea. In tutto erano state arrestate 28 persone e sequestrati beni per 6 milioni, compresa la caffetteria Aurora e le quote relative alla vecchia gestione del bar Alba.
Altri imputati sono stati processati con il rito abbreviato, tra cui un altro personaggio di spicco dell'indagine, Raffaele Favaloro, figlio di Marco, il pentito che accompagnò Salvino Madonia il giorno dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi. Imputati con corona una serie di imprenditori che sarebbero stati prestanome dei boss e per i quali il tribunale ha ritenuto insussistente l'aggravante di aver agevolato Cosa Nostra. Il tribunale ha poi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per le associazioni che si erano costituite parte civile, ovvero Solodaria, SCS Onlus, SOS Impresa, Confcommercio Palermo e FAI, per le quali è stata anche disposta una provvisionale di 5.000 euro ciascuna, ma pure per le associazioni Antonino Caponnetto e il Centro Pio La Torre. La Regione Siciliana, insieme al Ministero dell'Interno e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha avviato i progetti per il rispetto della legalità e la prevenzione dei reati nelle aree produttive, presentate a Palazzo d'Orleans a Palermo dal governatore siciliano Nello Musumeci, le nuove tecnologie per la sicurezza e gli strumenti per la prevenzione. Vediamo. È un sistema assolutamente sofisticato che vede la partecipazione di enti importanti, dal Ministero dell'Interno all'AGEA, alla Regione Siciliana, in collaborazione con le forze dell'ordine e con gli enti locali, oltre 30 milioni di euro. Abbiamo la possibilità di prevenire i reati e di intervenire quando il reato è stato consumato. Quindi davvero un sistema di prevenzione e di controllo che consente un minimo di serenità agli imprenditori che ogni giorno utilizzano il territorio per svolgere le loro attività d'azienda. È un progetto che nasce da un accordo tra AGEA e il Ministero degli Interni. Nasce quasi per caso, nasce dalla consapevolezza del grande patrimonio informativo sul piano del territorio che conserva AGEA in ragione della sua missione istituzionale e nasce con la finalità, appoggiata dal Ministero degli Interni stessi, di mettere proprio al servizio di altre amministrazioni questa base storica di dati informativi territoriali che consentono di poter avere in qualche modo un filmato degli eventi che sono intervenuti nel corso degli ultimi 10 anni sul territorio nazionale. Dobbiamo lavorare molto serratamente per chiudere nei tempi previsti dal programma, come vi dicevo 24 mesi. Noi metteremo tecnologia, raccoglieremo informazioni, avremo una centrale operativa che elaborerà questi dati, li fornirà per l'intervento di competenza del Corpo Forestale e tramite il Ministero dell'Interno anche per l'uso che riterranno di farne le forze dell'ordine. Il sostituto procuratore della Repubblica, Paola Vetro, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini di Domenico Vincenzo Antona, 41 anni, di Licata per l'ipotesi di reato di sostituzione di persona. Secondo quanto ricostruito dall'accusa, il licatese si sarebbe finto titolare di un'utenza energetica al fine di richiedere il rimborso di numerose bollette che erano state in precedenza annullate a un nominativo ovviamente diverso. I fatti contestati risalgono al 2020. L'indagato si sarebbe sostituito al vero titolare dell'utenza energetica facendosi rimborsare oltre 10.000 euro. È una delle realtà di riferimento del settore socio-assistenziale. Parliamo dell'associazione Saieva Onlus di Agrigento, impegnata dal 1989 nell'assistenza e nell'erogazione di servizi agli anziani, ai minori e ai diversamente abili, prevenzione ed assistenza grazie a professionalità attente e specializzate. Vediamo. Le telecamere di TVA all'interno dell'associazione Saieva Onlus di Agrigento. Come nasce la vostra associazione, da quanti anni e a chi è rivolta? La nostra associazione nasce nel 1988 ad opera del notaio Saieva e della famiglia Saieva, precisamente dalla dottoressa Saieva Giovanna. Nel 1988 si fonda questa associazione proprio per dare dei servizi alle persone disabili e alle persone fragili.
Proprio migliorare la qualità di vita della persona è l'obiettivo, ovvero la mission dell'associazione, e creare anche posti di lavoro e dare stabilità e concretezza alla nostra città. Oggi la Save Onlus si è estesa quasi in tutta la Sicilia, da Caltanissetta a Sciacca e così via. Il nostro obiettivo è quello di tutelare gli interessi del cittadino, quello di tutelare le necessità e la fragilità dell'essere umano, proprio con i suoi bisogni. Noi ci rivolgiamo ovviamente alle persone disabili, agli anziani e ai minori, e ovviamente noi siamo anche centro dei tirocini come l'ASACOM, di diversi enti di formazione, e in più siamo anche referenti dell'Università di Palermo in psicologia, dove qui si fanno anche i tirocini. Noi partecipiamo anche ai progetti nazionali come i PON e così via. Il nostro obiettivo è quello veramente di migliorare la qualità di vita del cittadino e di fare grandi cose per la nostra città, che veramente è la nostra terra, è veramente meravigliosa, e per viverla bene bisogna che ci sia tanta qualità. Chi volesse, come può contattarvi? La nostra associazione abbiamo sia un sito internet, siamo su Facebook, abbiamo un numero telefonico dedicato, e è molto semplice raggiungerci. Basta Associazione Save Onlus, cercare Associazione Save Onlus, e in via Gioieni abbiamo due sedi, una in via Gioieni 221 e una in via Gioieni numero 241, dove c'è la sede centrale. Bene. E più abbiamo anche altre sedi dislocate in Sicilia, come a Canicattì, a Caltanissetta e a Sciacca. Tanti progetti in itinere, uno vi vedrà impegnati a breve. Noi il 19 giugno saremo protagonisti e parteciperemo all'evento Giochi Senza Frontiere a Favara. Dalle 3:30 saremo nella piazza principale di Favara e parteciperemo a questa bella iniziativa rivolta ai disabili. Il nostro staff saremo lì e faremo questa grande attività con tutte le altre associazioni, tra l'altro. Concretamente voi cosa fate? Di cosa vi occupate? Allora, il nostro obiettivo qual è? Quello di fornire servizi al cittadino. Allora, noi seguiamo i cittadini dall'A alla Z, noi informiamo le famiglie che devono fare la domanda, li seguiamo e gli facciamo fare la domanda, e poi fisicamente li seguiamo per attivare i servizi. Poi noi forniamo degli operatori specializzati in base al PAI, al piano assistenziale individualizzato che fornirà il comune, ovvero che elaborerà il comune con gli assistenti sociali. Quindi noi effettivamente siamo in prima persona, siamo in prima linea e diamo assistenza alle famiglie. Cosa facciamo anche? Oltre a questo, noi, chi volesse, può anche destinare il 5 per 1000 all'associazione, che i codici li trova tranquillamente in giro tra Facebook, Instagram e Internet. Estate bollente, guai per i senza tetto, i colpi di calore e la disidratazione mettono a rischio la vita delle persone che non hanno un riparo né di giorno né di notte. C'è il servizio. Basate su numeri dello scorso anno, ma intanto perché ha voluto organizzare questa riunione? Noi dobbiamo contemperare diverse esigenze, un'esigenza chiaramente di disagio sociale, di fragilità di persone e un'esigenza di degrado del territorio. Quindi l'obiettivo della riunione di oggi è quello di trovare delle vie, delle iniziative tale da determinare, con la collaborazione del privato sociale e delle associazioni, un percorso di accompagnamento di queste persone in modo tale evidentemente da liberare alcune zone della nostra città che risultano in questo momento occupate, ma nel contempo chiaramente tenere presente di quella che è questa situazione di disagio che comporta problematiche di carattere sia sociale ma anche di carattere sanitario e anche di salute mentale. Quindi evidentemente la presenza oggi delle associazioni, dell'ASP, delle forze dell'ordine, insomma è
cercare di trovare insieme soluzione ad un problema complesso, molto delicato, che però necessita di interventi. Molti di loro preferiscono dormire per la strada, quindi diventa quasi impossibile sradicarli proprio dai marciapiedi. Questo, diciamo, è l'elemento di criticità, è una scelta di vita, è una modalità di vita, ma evidentemente tutto questo pone l'esigenza di conciliare questa loro scelta di vita, ma anche con l'esigenza di tutela del nostro territorio. Quindi con le associazioni bisogna individuare dei percorsi che consentono a queste persone, offrendogli delle alternative, in maniera tale da poter effettivamente garantire, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva, con il caldo, è anche un problema di carattere di salute di queste persone, che quindi devono essere salvaguardate. Grazie. Il Centro Studi Confartigianato Sicilia ha presentato un report all'Assemblea regionale sul tema del caro prezzi. Il Focus ha messo in evidenza quali problemi l'inflazione sta provocando alle famiglie e alle imprese siciliane. Vediamo. La scorsa settimana il Centro Studi Confartigianato Sicilia ha presentato un report all'Assemblea regionale sul tema della War Economy. Il Focus ha messo in evidenza quali problemi l'aumento dell'inflazione sta provocando alle famiglie e alle imprese siciliane, con riferimento al mese di aprile 2022, ultimo dato disponibile. La dinamica tendenziale dei prezzi al consumo si attesta in Sicilia al più 6,9%, secondo incremento più elevato dopo quello del Trentino, e superiore rispetto al 6% rilevato a livello nazionale. Tra le voci di spesa che subiscono un incremento decisivo dei prezzi troviamo quella riferita a abitazioni, acqua ed elettricità, il cui aumento è pari al 98% correlato al deragliamento del prezzo dell'elettricità. In Sicilia tale voce di spesa segna un più 23,2%, che la posiziona al 13° posto. Messina è la seconda città con l'incremento maggiore, più 23,5%, dietro a Catania, più 24,1%. Per la città dello Stretto, dati incoraggianti arrivano dal settore turistico, che sembra fare da traino al rilancio di tutte quelle attività penalizzate dagli ultimi 2 anni di pandemia. Messina infatti risulta essere quella con la migliore percentuale di crescita economica legata al turismo, seguita da Trapani. Altro dato interessante del report, commenta il segretario di Confartigianato Messina, Francesco Giancola, è quello legato alla nascita di nuove imprese. Le iscrizioni, spiega Giancola, sono uno degli elementi di riferimento per capire come reagisce il tessuto produttivo del nostro paese ad un periodo critico come questo. Nonostante nel primo trimestre 2022 in Sicilia le iscrizioni restano inferiori sia rispetto allo stesso periodo del 2021 che rispetto al primo trimestre 2019, a livello provinciale le migliori performance delle iscrizioni al primo trimestre 2022 rispetto al 2021 le rileviamo per Siracusa, più 2,8% e Messina più 2,6%. Questo dato, continua Giancola, dimostra come i nostri imprenditori siano pronti a rialzarsi e investire ancora nonostante gli ultimi 2 anni siano stati peggiori in assoluto dal punto di vista della produttività. Ciò che serve, oltre alla fine della guerra che tutti ci auguriamo, conclude il segretario provinciale di Confartigianato Messina, è un intervento dello Stato che possa permettere alla filiera produttiva di lavorare in condizioni tali da poter garantire uno standard elevato senza dover ricorrere a tagli del personale o aumento dei prezzi sul prodotto finale. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Un punto di riferimento per i turisti ed in grado di valorizzare la cultura e la storia del piccolo borgo agricolo agrigentino. A Ioppolo Giancazio nasce una realtà voluta dal sindaco Giuseppe Portella. Arturo Cantella. Tra le novità che abbiamo trovato a Ioppolo dopo la pausa del Covid, un centro bellissimo di cultura, ma ce ne parlerà direttamente il sindaco. Eh sì, abbiamo con i lavori di riqualificazione urbana abbiamo ristrutturato questo edificio dove abbiamo fatto un centro di lettura dove ci sono
una marea di libri a disposizione di tutta la popolazione e abbiamo aperto pure un centro di informazione turistica per i pellegrini e per tutti i turisti che vogliono venire a Ioppolo. È un bellissimo locale che si trova nel centro della piazza e da visitare, dove ci sono anche tutte le opere fatte dai ragazzi nelle varie marce sulla legalità che abbiamo fatto e sono tutte esposte e sono visitabili a tutti. Il richiamo in passato è importante. Eh sì, perché io spero che l'anno prossimo possiamo di nuovo ritornare a fare la marcia sulla legalità, perché è un momento di consapevolezza, è un momento in cui tutti ci ritroviamo e di riflessione per quello che è, diciamo, la lotta alla mafia. Ecco, questo centro è stato finanziato con i fondi del Ministero? Sì, il centro è stato, diciamo, il centro lettura è stato finanziato ogni anno. Ora quest'anno compreremo ancora dei libri perché il Ministero ci ha assegnato ancora delle somme e quindi incrementeremo ancora questo centro di lettura con nuovi libri a disposizione della comunità ioppolese. Sopralluogo del sindaco di Agrigento, Franco Micciche, nel quartiere di Fontanelle. Lunedì prossimo al via il cantiere per la riqualifica dell'area ex isola ecologica. Vediamo. Siamo qui a Fontanelle, in Viale Sicilia, e sono in compagnia del mio assessore ingegnere Principato e dell'impresa FCA che ha avuto assegnato i lavori proprio da AICA. Io prima di tutto chiedo scusa ai miei concittadini per il ritardo e i disagi che si stanno creando, perché avevo già preannunziato che i lavori iniziavano lunedì, cioè ieri. Mi sono recato sul posto perché ho saputo che i lavori ancora non erano iniziati, ho convocato quindi il mio assessore, ho convocato l'impresa, sto apprendendo che il computometrico è già stato espletato e che siamo in attesa del materiale per diciamo, sistemare l'opera, per completare lo scavo e per al più presto cercare di risolvere la problematica. Ora do la parola al mio ingegnere, che essendo anche l'assessore più tecnico e può darvi più dati. Abbiamo preso dal sopralluogo adesso con la ditta che i lavori inizieranno lunedì 13, una volta approvvigionate i materiali che sono le tubazioni delle acque bianche e del 500 e del 1000 che serviranno per fare le connessioni, un bozzetto di intersezione tra i due tubi. Si risolverà, diciamo, la problematica, si presume, in circa 20 giorni di lavoro. Siamo sempre a Fontanelle, mi sono spostato dal Viale Sicilia, ora mi trovo qui di fronte all'istituto primario e comprensivo primario Anna Frank e vedete alle mie spalle un'area che è stata appena bonificata. Questa era stata sequestrata nel 2019 perché era una isola ecologica di trasbordo dei rifiuti, capite bene la puzza che si veniva a realizzare a 2 passi dalla scuola con tutti i ragazzi e anche per il resto dei cittadini. Qua ci troviamo in una zona di alta densità demografica, quindi capite bene il disagio ambientale. Finalmente siamo riusciti, appena insediato abbiamo portato avanti l'iter per il dissequestro temporaneo, il giudice giustamente ce lo ha concesso, quindi con il dissequestro temporaneo abbiamo fatto la bonifica. A fine bonifica chiederemo il dissequestro definitivo e poi qui verrà realizzata un'opera che adesso non voglio dire per riqualificare l'intero quartiere. Mancato raddoppio ferroviario, sit-in in 4 stazioni messinesi il prossimo 15 giugno. C'è il servizio. Si terrà il prossimo 15 giugno il sit-in nelle 4 stazioni ferroviarie di Patti San Piero Patti, Capodorlando Naso, Sant'Agata di Militello e Santo Stefano di Camastra. La manifestazione promossa dal GAL Nebro di Plus prenderà il via alle ore 10:30. Il sit-in, sempre nelle 4 stazioni ferroviarie messinesi, dovranno servire a sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica in ordine della mancata previsione, nel piano industriale di RFI, del raddoppio ferroviario della tratta Patti-Castelbuono. Il GAL Nebro di Plus ritiene che qualsiasi programma di sviluppo locale passi inevitabilmente dalla realizzazione delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali. La disattenzione mostrata in ordine all'infrastruttura ferroviaria sul nostro territorio, ferma all'epoca dell'Unità d'Italia, è intollerabile. Ci chiediamo, scrive in una nota il GAL Nebro di Plus, quali inestricabili criticità e difficoltà ancora impediscono la realizzazione di questa importante e strategica infrastruttura.
È necessaria una sinergica mobilitazione di amministrazioni comunali, associazioni, sindacati e liberi cittadini per rivendicare con forza i diritti di questo nostro amato territorio. Riserva dello Zingaro, una nuova marcia contro l'abusivismo. Tra i promotori Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia. Vediamo. È un po' dura accettare questo cinico destino, amaro destino della Sicilia, e dopo quella splendida e meravigliosa marcia da cui tutto è partito il movimento ambientalista, sono partite le leggi di tutela ambientale che hanno permesso in questi 40 anni di istituire 4 parchi regionali e 72 riserve. In quella legge poi approvata un anno dopo la marcia, nel maggio dell'81, la prima riserva istituita è questa dello Zingaro, e dopo 42 anni siamo ancora qui a marciare per difendere il territorio, le bellezze e il paesaggio della nostra regione. Con amarezza lo dico, ma anche con rinnovato vigore, rinnovata forza, perché vuol dire che dobbiamo continuare a combattere. Obiettivamente l'urbanizzazione è eccessiva, viene negato l'accesso al mare, quella bellezza che comunque a tratti è ancora integra, anche se poi la dobbiamo difendere dagli incendi, oltre che dall'abusivismo edilizio, dall'aggressione, dalla cementificazione. Dobbiamo combattere, dobbiamo continuare a lavorare, non solo qui in Sicilia, e c'è chiaramente un attacco a quel patrimonio naturalistico eccellente, di grande valore che la Sicilia ha. Noi abbiamo il 20% di territorio tutelato e difeso dai parchi alle riserve, non basta, puntiamo ad arrivare al 30% nel 2030, e questo attacco è evidente in numerosi modi, in numerose strategie, con le cementificazioni, i progetti di resort e quant'altro. Dobbiamo reagire, la gente sta reagendo. Si è svolta una bellissima marcia alla Pillirina, a Siracusa, dove si vuole istituire una riserva, ma c'è chi vuole realizzare un resort, e qui siamo dall'altra parte della Sicilia con le stesse motivazioni e con lo stesso impegno. Questa è anche una cosa bella, vuol dire che la gente continua ad avere una coscienza forte per difendere il proprio territorio, che poi significa difendere il proprio futuro. Paese turistico quando l'assessorato chiave, l'architrave del turismo e non quello dei lavori pubblici. Assolutamente sì, c'è un connubio tra bellezza, beni culturali e turismo nella nostra regione. Dobbiamo prendere coscienza che questo tipo di turismo, del trekking, delle passeggiate, del rapporto con la natura, è in fortissima crescita, e noi abbiamo un'opportunità, dei territori, delle bellezze, un entroterra siciliano oltre alla costa che possiamo mettere a frutto per questi obiettivi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.